Adriana Quan, 79 anni, sembra scomparsa nel nulla. È stata una Pasqua terribile per i familiari della donna che da giovedì scorso, da quando non è più tornata a casa, la stanno cercando. La sua auto è stata vista transitare sulla rotatoria di Susegana venerdì 19 in direzione Conegliano, località dove non sarebbe mai arrivata. Da quella rotonda la macchina è svanita. Nessuna segnalazione, nessun avvistamento. Questo purtroppo è il dato che lascia così, senza parole, è questo, che non ci sia nessun segnale di niente, né ritrovamento auto, qualcuno che abbia visto qualcosa, qualche passaggio, niente. Adriana, lo vogliamo ricordare, si trovava al volante di una Renault grigia targata CK403RX. La mattina di giovedì scorso era uscita dalla sua casa a Vittorio Veneto per fare la spesa e andare a trovare la figlia al cimitero. Non è mai tornata a casa. I familiari in questi giorni hanno girato le strade sia a Vittorio Veneto che Susegana. Ti rendi conto che giri un'auto su zone, diciamo, dense così, un'auto non può, una persona, diciamo, rimanere lì così senza che nessuno la noti, ecco. Sono giorni di angoscia, ma anche di sconforto. Adriana aveva con sé un cellulare vecchio modello che dal giorno della scomparsa è risultato sempre spento. I giorni passano, quindi tra virgolette siamo, non dico pronti al peggio, cioè cerchiamo sempre di, non so, di essere positivi e pensare magari non proprio in negativo, però mettiamo in conto anche questo. Chiunque avesse notizie chiami immediatamente le forze dell'ordine.